Sabuda. Bella ragazzi, qui è Sabuda e sono in compagnia di un ospite. Perché ridi? Di un ospite che avete già sentito nel mio canale. Come vedete la partita è su MV2 e siamo in live perché purtroppo sto giocando con lui su Skype e se la registro senza essere in live mi esce tutto fottuto. Aspetta, ma siamo insieme almeno? No, ma sei squadra contro. Porcazza, sono caduto. Sono caduto. Vabbè, comunque cambia. ho invitato lui che avete già conosciuto nel mio canale nell'Hunger Games, che è Arctic. Perché l'ho invitato? Perché da poco ha appena riaperto il canale del gaming. Se non sbaglio oggi ha caricato il primo video. Sì. Quindi l'ha riaperto perché aveva un canale di più o meno 300 iscritti e l'ha dovuto chiudere perché è successo un pappocchio, diciamo. Un mezzo pappocchio. Se vuoi parlare tu. Sì, allora prima ringrazio Sabuda per comunque per farmi spiegare questa cosa. Poi magari farmi conoscere da qualche iscritto suo. Poi vorrei dire comunque, se vedrete un risultato di schifo, per non dire parolacce, così in un canale non mio, è perché io non sono un PC gamer, quindi è la seconda volta che gioco. Tra l'altro c'è un cazzo di nessuno nella partita. Prima era un sacco di gente. Infatti, vabbè. Adesso siamo 3 contro 3. Comunque passiamo a questa Puttana Eva. Che voi vabbè, non so perché se ne sono andati tutti. Stanno rientrando. L'argomento che c'è il motivo per cui l'ho dovuto chiudere è perché in pratica un brutto giorno, tutti insieme, stavo controllando il mio canale di grafica, perché io ne ho due, che ha ormai 600 iscritti, cioè quello bello che è cresciuto, maturato. E comunque stavo controllando un po' la posta e così. A un certo punto vedo arrivare migliaia di email su quello sulla account. Ti ho appena headshotato. Sei un grande per non di cosa, figlio di buona donna. E quindi cioè mi fai pure impappinare. Fatto assist. Sto controllando la posta del gaming e vedo arrivare migliaia di messaggi. Sto facendo schifo. No, io migliaia no. mille messaggi senza tutte offese. Cambia squadra. Vabbè, cambio squadra. Va. Change team. Ranger, perfetto. E con tante offese, tanti dislike, tutti insieme, senza io sapere il motivo. Ho detto tutti arrivare mille offese, come già detto, e ho chiesto il motivo di queste cose perché non avevo fatto un bel niente. E mi dicevano, ti piace spammare sui live degli altri? Io, come spammato? Allora mi passano in live, era un live di Azoto, credo che lo conosce in tanti, insieme ad Albi. E in questo live c'era qualcuno che spammava a mio nome, sì. Non sapendo io chi era, questo spammava a mio nome. Loro lo bannavano e lui continuava a spammare. Dicevano basta e lui lo bannavano e continuava a spammare. Fino a che non sono arrivati migliaia di dislike tutti insieme. E quindi con tutte offese sono stato, non so voi, mettete nei miei panni, costretto a chiudere il canale perché mi sono abbastanza demoralizzato. Però subito molti mi hanno chiesto perché l'hai chiuso, riaprilo, mi diverti a vedere i tuoi video. E quindi diciamo che anche la voglia di riaprirla era molta, e quindi poi vabbè, sono qui oggi per riaprirlo. Abbiamo anche parlato subito con Albi e Azzotto. Sì, ci hanno, diciamo, subito hanno capito, abbiamo sistemato la situazione. Normalmente ci hanno spiegato che non potevano aiutarci, però vabbè, noi li capiamo e siamo qui oggi con la riapertura del canale. Il video, quello che vedrete, è diciamo un intro a questo canale. Lì spiegherò un po' com'è, se posso lo spiego anche qui cosa farò. Posso? Vai, ragazzo, se domandando sia. Guarda, io ti dico solo che la partita dura 30 minuti, quindi teoricamente puoi lavorare quando cazzo ti pare. Basta che non duri tutti 30 minuti, perché non c'ho voglia di giocare per così tanto tempo. Dai, magari quando ne mancano una ventina chiudiamo il video. Ho abbastanza sonno, guarda. Visto che sono solo le 2. Comunque, stavo dicendo, porco, che ho caricato un video. Sì, ma se magari trovassi qualcuno però sarei anche contento, lo so. Che se trovassi qualcuno da uccidere sarei contento. Io pure. Perché quest'ora non c'è un cazzo di nessuno in questi server. So che sono in negativo. E sto dicendo, mi fa ogni volta un blocca. Comunque
Ho fatto un video di presentazione dove mi presento un po' una cosa abbastanza simpatica. Ho cercato di fare iniziando. Poi vabbè, passano al primo vlog che faccio. E comunque dove spiego tutto l'accaduto anche lì e come sarà il canale. Ori rida. Allora, Aspetta che c'ho gli harrier, devo nascondermi malamente. Vai, vai. Allora, sarà un Merda, puttana Eva! Eccola là. Mi hanno ucciso perché stavo ricaricando, ci sono inciampato. E ho dato una coltellata. Sarà un tipo canale 8. nel quale caricherò video 3/4. Sì, se riguarda, caricherò un video ogni 3. Puttana santa! Che sto di- Carico 3/4 Minchia, ti sto video a sempre settimana. interrompendo. Non mi usciva. E quindi saranno pressoché live di vari giochi diversi, cercando in ogni live non solo così magari si cazzeggio, ma magari se riesco anche a trovare un argomento. Normalmente saranno su console, perché su PC farebbero altamente schifo come questo che sono in negativo. No, guarda, c'è il coglione con lo brutto che mi fa vedere che sto a negativo, mi dà un fastidio enorme. Comunque saranno live di Call of Duty, quello non mancherà, di qualsiasi Call of Duty, da 4 Black Ops, FV2 e anche la minchia FV3 questo del tipo, futuro Black Ops 2. Merda. Io sto nello spawn loro, lo so, credo, ho messo a mano. Poi possono essere anche Battlefield e anche tanti giochi, basta che me li chiedete, perché infatti io sono indeciso ancora di che video fare. Basta che me lo chiedete voi e io sarò felice di farli, perché comunque io li faccio sia per voi che per divertirmi, quindi basta soprattutto per voi, perché il mio intento è di far divertire anche voi. E quindi basta che mi dite un video, un gioco. No! Io trattassi, verbi a caso, tratterei e lo farò. Comunque sì, cerco di mandare il canale avanti abbastanza attivo, il più meglio possibile. Il più meglio proprio. Certo, ho detto verbi a caso, perché io ho conosciuto l'italiano a scuola. Non so che sto dicendo. Va a cagare. Aspetta, fammi vedere quali so. So alle 2:30, perfetto. Alle 2:30 Arctic non sa cosa dire. Mi sto per incazzare perché non troviamo nessuno. Dai, adesso possiamo anche. Comunque, ho spiegato velocemente. Enemy Se UAV volete spotted. sapere che canale è, come, che cosa tratto, vedrete il primo video non so quando. Cioè, il primo video è già a carico. E andate lì che spiego tutto, facciamo prima. Certo, ma non morono qua, non morono. E spiego tutto lì, quindi vedete lì, fate prima, credetemi, perché così non capite un bel Già niente. morono che non trovo un cazzo. Porca Morono. puttana. Io non moro. Che poi non voglio neanche usarlo il loop, non capisco perché. Quindi lo sto passate nel usando. mio canale per sapere di tutto, di quello che c'è da sapere, l'età che ho. Ah, tra l'altro ci tengo a precisare una cosa, cioè non è che Arctic è uno a caso che è venuto e mi ha detto è successo questa cosa, sponsorizzami, e quindi l'ho accettato. Arctic. È un mio amico che sento tutti i giorni, quindi allora ho deciso di fare questa cosa. Normalmente chiedete Quindi tutti cioè, le non ditemi non è giusto, noi dobbiamo partecipare al Sunday e tu sponsorizzi lui. Cioè è perché lui è un amico, è come se, non so, come se mi chiede mia mamma. È successo questo fatto, questo brutto fatto. Che poi anche essendo mio amico non l'avrei mai sponsorizzato senza essere successa questa cosa, vero? Ah. No, vabbè. Comunque passate passate nel mio canale se vi piacciono vedere sdrogheggianti, ma anche con molti argomenti, magari se ci saranno da parlare argomenti, perché non voglio farli solo a caso. Sì, il problema è che gli argomenti da parlare ci sono, ma i nemici non ci sono e soprattutto mi prendono le spalle. Boh. Chiamali di nemici. Arrivate, guarda come drop shot Arctic. Drop shot for life. Guarda che... Ah! Vediamo se c'è qualcuno in qualche spawn. Guarda, non c'è nessuno. Cioè, questo gameplay è un gira inutile. Best gameplay è. Poi tra l'altro ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono i live sdrogheggianti. video sugli Hunger Games con la gente a caso che c'è nella chiamata in quel momento. Quasi sempre ci starò io. Che si divertimo. Sì, c'è di molto divertimento. Tu pensa che voi pensate che stanno sempre alle 2 lui registra. E stavo per andarmene, facciamo l'ultima partita, come ho anche detto. E uno dice registri e si mette a registrare così. Lui in ogni momento registra, quando capita capita. Che ho Dictory aperto io. Sì, lui vive con Dictory aperto, proprio, mamma mia. Proprio best recorder. Best recorder. Mi stavano per inculare. Oh! Motherfucker. Che grande bitches. Dai, che sfiga, Miro. Comunque ragazzi, visto che siete in tanti a seguire Pudda, ma dobbiamo essere anche di più. magari qualche live con la gallina, ozza.
sul mio canale, perché lui lo farà con me qualche dual live. Sì, Anche sì. magari su PC, tanto non fa niente. O solo su PC, ragazzo. Io Solo gioco su PC per forza, perché lui non ha console, mannaggia. No, beh, io ce l'ho le console, ma non ci gioco. Mannaggia. Devi giocare su console, convertiti. No, veramente sei tu che ti devi. Doppia! Sei tu che ti devi convertire. Cioè, mi hanno splittato una doppia con due suicidi. Va. Non so perché faccio. Sembra una gallina. No, perché La l'altra volta Buddha. è successo. In pratica c'era uno che ha fatto la quad feed e in quel momento era salito di livello e si è splittato da solo la quad feed salendo di livello. Perché è scritto è stato promosso al grado, Sì, esatto. E si è mamma mia, sai che rosicata. Aria Sì. 5 man feed splittata. Avrei goduto proprio. Mamma mia. Comunque stai dicendo, visto che siete in tanti di sapudiani. Quello lì era fermo così. Convertiti anche al credo di arte. Quante cazzate. Ma amore, era per i coglioni. Dove sei? Oh! Oddio, doppia, dai che la doppia. Mamma mia, la doppia di Arctic. Sì, splittata da Sabuda. Sta puta di me. Ti splitto le doppie. Amico, ti splitto. Dai, ma adesso Te lo prendo il dico, cecchino ti però. splitto una banana split. Adesso prendo il cecchino giusto per far vedere un po' quanto sono scarso col cecchino ai miei iscritti. Banana split. Cioè, guardate dove ho mirato proprio. Giusto per vedere quanto sono scarso col cecco. Dove cazzo sono i Guarda, nemici? guarda più. Dove campera quello? Oddio. Ragazzi, non so voi se avete provato tutti e due, ma console e... so due cose diverse. Mamma mia. Due cose diverse. Perché Muori? sulla console lo metto nel sedere ai babbuini, come li chiamo io gli avversari. Best babbuini Mentre su loro me lo buttano a me su PC. Ma perché sono così storto? Cioè, ho detto veramente, dai, mi faccio un levuzzo. un live, cioè, uso un po' il barret per farci vedere quanto sono scarso. Ma in realtà non sono così tanto scarso come questa partita. Che cazzo è? Vediamo un Io po'. invece sono scarso come in questa partita sul PC. Poi vabbè, se volete vedere qualche live sterrogheggiante. No vabbè, basta sponsorizzarmi perché mi sono stancato pure io. E mi immagino loro quanto si siano stancati i tuoi sapudiani. Tanto sta per finire la partita. Sta per finire 20 minuti. Cioè le partite. Sì, vabbè, non è. Ma che cazzo sto facendo? No, aspettate, io voglio prendere la mia arma preferita. Non spaventatevi del mirino del TAR perché io lo uso con il mirino laser. Mamma mia, io calcolate. Ho le stesse sue classi. Perché mi ha passato il suo. Come si dice? Guardate, ci sta succedendo un casino in questa partita. Cioè, mi sono spaventato quando ho visto il mirino suo che c'ha. Un mirino da dementi proprio. Che poi è sporco, va. Mamma mia. Puddenazione. No, mi ha rotto i coglioni questo cazzo di qua. Devi per forza questa qua che c'ho sangue freddo. Guarda che nabbo questo. Ah. Ho coltellato la coltella. Dai, come fate a prendermi se c'ho col Blue Dead? A coltella sto cacchio. Beh ragazzi, quindi abbiamo un po' spiegato la storia. Giusto per farvi capire ragazzi, anche quanto è sana spero la che gente. comprendiate. Ormai Quanto è passa una sana- settimana di duro lavoro per ripartire il canale nuovo. Per farmi finire di dire quello che stavo dicendo, altrimenti ti picchio. Giusto per farvi capire quanto è sana la community, che Albi scherzando ha detto andate a mettere il non mi piace e tutti quanti sono veramente andati a non mi piace, a mettere il non mi piace. Giusto per farvi capire quanti fanboy esistono. Perché sinceramente a me la gente così non piace, non piacciono. Guarda, quello è un cazzo di cheater. Vabbè, ma guarda che. Sì, questo qua è un cheater, guardate ragazzi, guardate che cosa lo. Guarda, guarda. Vabbè raga, Headshot. non è only headshot, only aimbot. Only Guarda. stronzo. Guardalo là, Igoro Uz. Guardate la mira, Zitto, te sto coso nel Qua, culo, blam, porco. blam. Ah sì, è vero, fa anche only headshot. Figlio di gnocca. Lo voglio uccidere. Mettitelo nel sedere. E imbottaro della minchia. No, muori. Fuck. Mannaggia. Cioè sta facendo 39-1 perché è un cheater del cazzo. Beh ragazzi, comunque quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Il cheater sta predominando. Quindi qui prima di lasciarli tirare la nuke noi usciamo dalla partita. Finiamo la puntata. Bella.